Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cucinando per caso e per passione. Ci dedichiamo ad un piatto un po' particolare della nostra tradizione. Gnocchetti di patate con sugo di coniglio all'ischitana. Ci dedichiamo ad un coniglio all'ischitana con gnocchetti. Allora, facciamo tutto, facciamo gli gnocchi, facciamo il coniglio, che è buonissimo ed è semplice da fare. Sapete che il coniglio è una carne un po' particolare, se è cotta troppo può diventare stopposa, insomma deve essere fatta bene. Questo è un coniglio ricco di spezie, con tutte le erbe che si trovano sulla bellissima isola di Ischia. Questa è la versione che ho imparato da una mia cara amica. Ci sono molte versioni di questo tipo di coniglio che variano da zona a zona, perché Ischia è fatta di tante zone, Casamicciola, poi c'è Montepomeo, Barano, Porto, insomma, e quindi ognuno ha la sua ricetta. Io vi do questa. Gli ingredienti sono mezzo chilo di coniglio, che poi metteremo in acqua e aceto e sale, e nel coniglio dobbiamo levare soprattutto il grasso, perché il grasso del coniglio non è per niente buono, quindi dobbiamo pulirlo bene da tutto il grasso. Allora, mezzo chilo di coniglio, poi abbiamo un mezzo chilo di pomodorini. Io in questo caso avevo dei pomodorini in scatola, perché non è periodo, insomma, di pomodorini, e quindi non avevo manco quelli del pennolo, tanto buoni, ma non ce l'avevo. Quindi ho preso questo qui, salsato, perché poi ci vorrebbe, se prendete i pomodorini freschi, ci vogliono praticamente mezzo chilo di pomodorini e un cucchiaio e mezzo di passata di pomodoro, quindi questi già sono salsati e va bene così. Poi abbiamo del vino bianco, olio extravergine, e adesso incominciamo con le nostre erbe aromatiche: salvia, maggiorana, prezzemolo, basilico, rosmarino e origano. Queste sono le spezie che io metto dentro. Poi abbiamo sale e pepe, uno spicchio d'aglio e un peperoncino. Poi faremo gli gnocchi, perché questa salsa, questo sugo del coniglio si fa con degli gnocchetti classici con le patate. Per i nostri gnocchi ci serviranno patate lesse, schiacciapatate calde, le schiacciate, e le mettiamo sulla spianatoia, farina 00 e sale. Vi dirò esattamente le quantità nella striscia con tutti gli ingredienti. In più ci servirà della farina di semola per creare i nostri gnocchetti e per poi metterli sul nostro vassoio. Questa è la differenza: farina di semola rimacinato. Ho levato tutto il grasso dal coniglio e l'ho messo in un mezzo bicchiere di aceto e mezzo bicchiere di acqua. Chiaramente, se insomma non riesce a coprire, mettete in proporzione un bicchiere d'aceto e un bicchiere d'acqua, e lo lasciate così per un'oretta e poi passiamo alla cottura. Ho preparato una padella bella capiente e prendo il coniglio dall'aceto e dall'acqua e ce lo metto dentro. È chiaro che il coniglio, prima di metterlo nell'acqua e aceto, io l'ho lavato bene, questo è importante. Adesso accendiamo e mettiamo un coperchio sopra e ci facciamo uscire tutta l'acqua che insomma ha il coniglio, quindi anche un po' il suo gusto. Poi lo sciacquiamo e lo rimettiamo nella padella dove avremo soffritto l'aglio. Io adesso lo copro un poco e me lo giro. Vedete quanta acqua che è uscita? Allora, questo è importante: se è un coniglio diciamo non allevato in batteria, ma allevato libero nelle buche, se avete qualcuno che li regala, beh, ben venga. E quindi questo è importante perché leva un po' quel gusto un po' più selvatico di un animale che si è mosso molto, quindi insomma che ha sì poco grasso, ma insomma che ha una bella carne sanguinolenta. Allora, fatto questo,
Adesso copriamo un altro po', facciamo uscire l'acqua, lo sciacquiamo. Ora io spengo e me lo metto nella bowl dove stava prima con l'acqua e aceto e sciacquo anche un po' la padella ovviamente e adesso lo sciacquiamo velocemente. Ho messo nella padella lavata e asciugata abbondante olio e lo spicchio d'aglio tagliato in due, privato dell'anima. Se è piccolo mettetene due. Adesso appena l'aglio è un poco soffritto ci mettiamo il nostro coniglio che abbiamo lavato molto velocemente. Ora facciamolo rosolare bene, ricordiamoci di levare l'aglio e ci aggiungiamo 6 cucchiai di vino bianco secco e continuiamo a farlo rosolare e facciamo evaporare il nostro vino. Io ho fatto una miscela delle nostre erbette. Se a voi non piace sentirle diciamo poi in cottura, in bocca, potete fare una garzetta con tutte queste erbette dentro, legata e poi ce la levate quando è cotto. Io invece ce lo metto così perché a me piacciono. Ho messo anche il nostro peperoncino, non ne ho messo moltissimo. Se a voi piace di più ce ne mettete di più. Adesso facciamo fare un altro po' e ci mettiamo i nostri pomodori. Ho messo i pomodori, salo, finalmente salo, perché avete notato che fino adesso non avevo salato, perché il coniglio è stato in acqua e sale, quindi insomma un po' le ha preso, ma proprio perché non si sala per non fargli uscire i succhi dalla carne, quindi lo saliamo solo adesso. Adesso alziamo un poco il nostro fuoco, ci schiacciamo i nostri pomodorini, facciamo fare un po' e poi ci metteremo un bicchiere di acqua calda, mi raccomando, e lasciamo andare così. Come cottura diciamo che una mezz'oretta, 40 minuti sono più che sufficienti. Comunque voi controllatelo, non lo fate cuocere troppo come vi ho già detto perché il coniglio tende a seccarsi. Ho aggiunto un altro poco di prezzemolo, un altro po' di maggiorana, di salvia, insomma un altro poco di spezie. È chiaro che è a gusto vostro se vi piace più speziato o meno speziato. A me piace molto il gusto della salvia e della maggiorana, quindi è quelli che metto diciamo in maggior quantità insieme al rosmarino e al prezzemolo, che deve essere abbondante. Potete mettere anche del prezzemolo fresco, cosa che io farò solo all'ultimo. Per adesso ho messo quello secco. Adesso ci mettiamo il nostro bicchiere di acqua calda e lo lasciamo andare così. Fiamma non troppo vivace ma neanche moscetta, insomma media, ecco, la parola giusta è media. Ci mettiamo il nostro coperchio, però messo così, in modo che si consumi mano a mano. Controllate, se si dovesse consumare troppo e non è ancora cotto, voi aggiungete altra acqua calda. E adesso ci dedichiamo agli gnocchi. Adesso ci cominciamo a impastare i nostri gnocchi. Metto il sale e la farina. Io faccio a occhio, voi chiaramente avrete le dosi precise, non vi preoccupate. E è meglio che le patate siano tiepide, in modo che assorbano più facilmente la nostra farina. Beh, i gnocchi sono facili, adesso io impasto nel frattempo e poi vediamo come farli un poco più carini. Finito di lavorare i nostri gnocchi, adesso mi pulisco un po' la sfacciatura e uso al posto della farina di grano, farina di semola per
allungare i nostri gnocchi. Non ne mettete molta, fate giusto, ecco, una spolverata. Questo ci aiuterà anche a non farli attaccare. È inutile che vi racconti l'importanza della patata per gli gnocchi, è come quella per i crocchè. Quindi dobbiamo usare una patata pasta gialla bella dura o una patata vecchia. Adesso ci prendiamo un coltello e ci ritagliamo. Non devono essere molto grandi, infatti si chiamano gnocchetti. Adesso vi faccio vedere subito come si fanno. Sempre farina di semola, forchetta. Ecco qui, una bella forchetta di quelle grandi, di quelle di una volta, che erano molto più grandi rispetto a queste moderne, che sono tutte piccole. Tutte queste hanno dei bei denti grossi, dei rebbi belli grandi, e ce li facciamo tutti così, e poi ce li mettiamo in un vassoio con altra farina di semola. Questa è la differenza, diciamo, tra lo gnocco classico, no? Che non ha alcuna, insomma, farina di semola. Invece questi qui, questo tipo qui, ha la farina di semola, che è, diciamo, come finale, e li rende più, un po' più forse duri, no, perché solo l'esterno, un po' più sicuri quando poi li metteremo nell'acqua. Ecco qui, continuiamo così fino a quando non li abbiamo fatti tutti quanti. L'acqua bolliva, io ho buttato i miei gnocchi e li giro delicatamente e li porto a bollore. Non li muovete troppo, se no si rompono. Mettiamo un cucchietto così e lasciamo che tornino a bollore. Quando salgono a galla vuol dire che sono pronti. Ora che sono saliti a galla li prendo e li colo e li metto in una terrina. Io ho messo nella terrina, come vi ho detto, i nostri gnocchetti, li ho conditi con una parte di sugo, ho preso un pezzettino di coniglio e ce l'ho spezzettato tutto dentro, tutto a filetti, e poi ho impiattato con altro sugo e un po' di pecorino grattugiato. Ecco il nostro coniglio all'ischitana con delle crocchette di patate vicino. Buon appetito a tutti!